Chiavari si amplia l'area pedonale di via Vittorio Veneto e viene allargata a Piazza Roma. Sarà anche rifatta la pavimentazione nei sottoportici di Corso Dante, i lavori nel 2019. Sopralluogo in Capitaneria Santa Margherita Ligure, i locali distrutti dalla mareggiata di fine ottobre saranno ricostruiti con migliorie tecniche per difendersi meglio dai violenti fenomeni meteomarini. Celebrata a Rapallo la messa di Natale per il mondo della scuola, Monsignor Tanasini ha proposto agli studenti una riflessione sulla grandezza di Dio che trova fondamento nell'amore per l'umanità. Continua a Lavagna la raccolta del materiale da cucina per gli sfollati del Ponte Morandi, lanciata dalla scuola alberghiera, prosegue in piazza grazie all'associazione Agorà. Buongiorno a tutti e bentornati al TG13. Chiavari riqualificherà il tratto finale di Corso Dante all'imbocco con via Vittorio Veneto e allargherà l'area subito accanto di Piazza Roma. La Giunta dunque investe sulla pedonalizzazione perdendo alcuni posti auto e una sessantina di stalli per i motorini che dovranno essere ricollocati. Prevista anche la riqualificazione del pavimento dei sottoportici in Corso Dante. Costo dell'opera 400.000 euro di risorse comunali. A inizio 2019 si aprirà la gara per l'assegnazione dei lavori, il cantiere durerà 6 mesi e dovrebbe concludersi entro la fine del prossimo anno. Le interviste. 3 step di interventi tra Piazza Roma e Corso Dante. Iniziamo dal primo, il tratto finale di Corso Dante, inizio via Vittorio Veneto, lì che cosa accadrà? Il progetto prevede di rifare la pavimentazione eliminando l'asfalto e di riproporre i basoli in aria in continuità con via Vittorio Veneto per dare continuità al centro storico. C'è poi un altro intervento simile in Piazza Roma, dove? In Piazza Roma, sempre al lato nord, amplieremo la pavimentazione in porfido, sostituendo il posto dove ora ci sono le auto e verrà pavimentato come zona pedonale. Poi la pavimentazione di Corso Dante anche vedrà un grande intervento, in quale modo e dove? Tutti i sottoportici di Corso Dante lato nord verranno restaurati e recuperati laddove possibile e rinnovati invece dove il degrado ormai non rende più possibile un intervento di manutenzione. Il degrado era elevato? Il degrado era elevato, in certi punti dovremo rifarle completamente perché tra il passaggio e l'incura degli ultimi anni non si può fare diversamente. La sovrintendenza vi ha dato l'ok? La sovrintendenza ci ha dato l'ok, abbiamo trattato gli immobili come beni monumentali, quindi abbiamo fatto tutti i passaggi necessari concordando con loro le modalità di intervento. I commercianti avranno dei disagi? Inevitabilmente avranno dei disagi, però anche in fase di progettazione abbiamo previsto un cronoprogramma per fare in modo di ridurre al minimo i disagi per tutti. Da dove si parte? Partiremo dalla pavimentazione di tratto terminale Corso Dante. Per quanto riguarda il traffico e anche i parcheggi che verranno meno nelle zone dove lavorerete, c'è uno studio in corso? C'è uno studio in corso, non tanto sui parcheggi su Piazza Roma perché sono veramente pochi e quindi l'impatto sarà minimo. Un po' più complesso è un ragionamento che l'amministrazione sta facendo sul reperimento di parcheggi per i motorini che oggi in maniera abbastanza selvaggia parcheggiano in quel primo tratto che sarà proprio oggetto di pavimentazione. Dove potrebbero essere spostati? Stiamo ragionando nelle aree limitrofe da Vientella o altre zone adiacenti in modo comunque da poter garantire una dotazione corretta anche di questa tipologia di stalli. Sopralluogo tecnico in Capitaneria Santa Margherita Ligure, i locali sono andati distrutti con la mareggiata di fine ottobre, i locali saranno ricostruiti, l'obiettivo è di apportare migliorie affinché possano resistere a violenti fenomeni meteomarini. Su questo e sulla situazione in generale del Tigullio occidentale abbiamo intervistato il comandante Piras, sentiamo. La Capitaneria di Porto in che situazione è? Ancora distrutta? State pensando di riprogettarla? Attualmente il piano terra, che era quello che ospitava gli uffici, è totalmente inagibile, ma sono già in corso le opere di progettazione della nuova sede, intesa come opera di messa in sicurezza e potenziamento della sicurezza della stessa, in maniera tale che i locali siano non soltanto confortevoli, ma soprattutto più sicuri nel momento in cui si dovesse verificare un evento analogo. Ad esempio, cosa vorreste cambiare? Sicuramente il rafforzamento della parte di via Miraglio Canevaro, quindi la parte più esposta al mare
si sta pensando appunto di far sì che la stessa sia più resistente, diciamo così, all'impeto delle onde e che quindi sia meno vulnerabile nel momento in cui si verifichino condizioni meteo marine avverse. Santa Margherita Ligure c'è ancora un peschereccio di 16 metri sott'acqua, lì come intendete procedere? Il proprietario del peschereccio stesso ha già presentato un piano di rimozione che stiamo vagliando proprio in queste ore e l'obiettivo appunto è quello di portarlo via quanto prima, rimuoverlo quanto prima in sicurezza al fine di poter poi restituire anche quello specchio acqua alla piena fruibilità da parte del ceto peschereccio stesso. Quanto ci vorrà più o meno? Ma stimiamo circa 15 giorni. Come procede la rimozione delle barche a Rapallo? Quanti relitti ancora restano da portare via? Ne abbiamo già rimosso circa 200, quindi siamo al 65% del totale delle unità rimosse tra area pubblica e area in concessione. E come avete potuto notare ci sono appunto le ditte incaricate da parte degli armatori che stanno procedendo nel rispetto delle ordinanze che disciplinano appunto le modalità operative di rimozione. Ci sono alcune imbarcazioni ancora sugli scogli, sul lungomare a Rapallo, pensa che saranno lì ancora a Natale? Non abbiamo ancora una stima precisa perché ovviamente la rimozione di ogni unità deve passare attraverso un'attenta valutazione proprio per evitare che ci siano danni all'ambiente marino. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 30 anni ciascuno per Gesonita Barbosa e Paolo Ginocchio, accusati di aver ucciso nel 2017 a Sesti Levante Antonio Olivieri. Ora tocca ai legali dei due imputati presentare le proprie conclusioni. Il fatto avvenne il 23 novembre dell'anno scorso. Olivieri venne sorpreso nello scantinato di casa sua in Viale Roma, ripetutamente colpito alla testa con un oggetto contundente, poi strangolato con delle fascette da elettricista. I ritocchi delle campane, un lungo applauso, celebreranno questa sera a Rapallo il 70° anniversario della seduta consigliare solenne per l'inserimento della lettera M mariana nello stemma del comune, avvenuto ufficialmente il 28 novembre del 1948. Alle 20:30 sarà data lettura del verbale di quella pagina storica e nel contempo suonerà la campana della Torre Civica e immediatamente dopo rintoccheranno le campane della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio e del Santuario di Montallegro, proprio come avvenne 70 anni fa tra gli applausi dei presenti. L'idea di ricordare questa storica e importante ricorrenza prima dell'inizio dei lavori consigliari di questa sera è stata presentata dal Circolo della Pulce, lo stesso che nell'occasione farà dono al comune di uno stemma realizzato in pizzo al tombolo dalle mani delle merlettaie, custodi di una delle più antiche tradizioni locali. Ed è una tradizione ormai consolidata che il vescovo diocesano nel cammino di Avvento incontri il mondo della scuola per celebrare l'Eucaristia e anticipare gli auguri di Natale. Quest'anno la messa è stata celebrata nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio di Rapallo. C'eravamo anche noi. C'è un percorso personale di fede o di ricerca che lega i tanti partecipanti al momento natalizio di scambio degli auguri tra il mondo della scuola e il vescovo diocesano. Ciascuno, seguendo il proprio cammino, trova in questa celebrazione un momento di incontro e di ripartenza per poi vivere con nuovo slancio la propria fedeltà anche tra i banchi di scuola. Per me vuol dire essere sempre disponibili con gli altri, magari aiutare chi ha più bisogno e il più delle volte non farsi da parte, quando magari uno viene preso di mira, aiutarlo. Per alcuni il cammino si concretizza anche all'interno della propria parrocchia di appartenenza, al servizio dei bambini più piccoli. Aiutare i bambini, i ragazzi che fanno catechismo è un'esperienza sia bellissima che ti aiuta sia a migliorare te stesso che poi aiutare i ragazzi, i bambini, è un'esperienza che nessuno può descrivere. Ovviamente durante le feste di Natale è un'emozione ancora più bella. A scuola convergono esperienze e testimonianze diverse, arricchenti anche per una giovane insegnante alla sua prima esperienza come maestra. I miei bambini, i miei alunni mi stanno aiutando in questo tempo di avvento, proprio perché da loro ogni giorno ricevo tanto e soprattutto mi aiutano in questo tempo di attesa, in attesa di un qualcosa di bello che sta per arrivare. Il vescovo Alberto Tanasini ha concentrato la riflessione sulla pagina letta e meditata, in cui si esalta la grandezza di Dio, creatore del cielo e della terra. Una lettura che potrebbe sembrare in antitesi con quella data dalla scienza, ma che in realtà, ha spiegato il vescovo, trova la radice comune nell'amore di Dio, che per essere vicino a ciascuno manda il suo figlio unigenito nel mondo. Quel grande amore, per essere così grande, ha voluto essere vicino a noi, venire tra di noi. Ecco
Ecco, questo ci dimostra quanto è grande davvero l'amore di Dio. Continua a Lavagna la raccolta di materiale da cucina per le famiglie sfollate di Genova. Lanciata dalla scuola alberghiera, l'iniziativa viene sostenuta anche dall'associazione L'Agorà, che nei prossimi 2 sabati sarà in piazza Vittorio Veneto dalle 9 alle 18, sia per la vendita dei calendari d'autore 2019, sia per la possibilità di consegnare utensili da cucina, oggetti o piccoli elettrodomestici a favore delle persone rimaste senza abitazione a causa del crollo del Ponte Morandi di Genova. Sentiamo. Abbiamo già raccolto parecchi bicchieri, posate, pentole che gli stessi ragazzi delle scuole che questa mattina partecipano hanno portato. Abbiamo raccolto anche piccoli elettrodomestici che abbiamo già un po' depositato presso la scuola, invece l'altro materiale sta arrivando qua al porticato. Robot da cucina, spremiagrumi o anche semplicemente un mestolo o uno scolapasta, oggetti che parlano di casa e che quando diventano un dono restituiscono questa atmosfera anche a chi una casa l'ha dovuta abbandonare improvvisamente e ha dovuto recuperare in fretta e furia in poche ore tutto quello che di prezioso era stato lasciato dentro. È il caso degli sfollati del quartiere di Certosa, al di sotto del Ponte Morandi. Fra pochi giorni inizieranno le operazioni di demolizione dei monconi del viadotto e per le famiglie che hanno dovuto lasciare gli appartamenti dei condomini non ci sarà più tempo per rientrare in casa. Per loro è stata pensata la raccolta di materiali da cucina portata avanti dalla scuola alberghiera di Lavagna, che continuerà nei prossimi 2 sabati grazie alla collaborazione con l'associazione L'Agorà. La raccolta di questi oggetti continuerà anche il sabato 15 e il sabato successivo in un banchetto che l'associazione Agorà di Lavagna avrà nella piazza del mercato, dove venderanno i loro calendari e continueranno a raccogliere materiale che poi noi appunto porteremo all'ufficio del coordinamento di Genova che gestisce il materiale per le persone che hanno perso la casa. L'iniziativa ha visto subito in campo i ragazzi della scuola alberghiera di Lavagna, che già in occasione dell'aperitivo di beneficenza tenutosi sotto le volte del porticato Brignardello, dopo la gara di Pesto al Mortaio dedicata alla memoria di Denis Alujai, hanno raccolto vario materiale e si occuperanno prima di Natale di consegnare il tutto al centro di raccolta per gli aiuti agli sfollati del comune di Genova. Noi pensiamo di fare già un primo viaggio la prossima settimana in maniera tale che le persone possano avere già questo materiale prima del Natale nelle loro case. Poi invece quello che verrà portato ancora a scuola o all'associazione Agorà magari nei giorni subito prima di Natale o dopo le ferie natalizie. Contro il proliferare incontrollato delle sale slot in Liguria, il Codacons oggi ha inviato una diffida alle questure di Genova, Imperia, Spezia e Savona, chiedendo di adottare provvedimenti urgenti a tutela dell'ordine pubblico e della salute delle persone. Si assisterebbe infatti negli ultimi tempi al proliferare di sale slot che aprono anche in violazione delle distanze minime previste dalla legge, rappresentando un pericolo per l'ordine pubblico, per la salute dei cittadini, che rischiano di sviluppare forme di dipendenza da gioco. Contro l'azzardo, l'associazione diffonderà anche in Liguria il calendario 2019 dedicato proprio alla lotta alla ludopatia. E ora i temi dell'economia. È tempo di scadenze fiscali. Entro lunedì vanno effettuati i pagamenti per i saldi IMU e Tasi. Ci sono aggiornamenti anche per i rimborsi del canone TV. Facciamo il punto nella scheda della settimana. L'Agenzia delle Entrate ricorda a coloro che avessero pagato il canone TV non dovuto in bolletta che è possibile chiedere il rimborso direttamente online con apposito modello o in alternativa spedendo la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Il modello deve essere presentato esclusivamente dai titolari di utenza di fornitura di energia elettrica o relativi eredi. Nell'istanza di rimborso deve essere indicato anche il motivo della richiesta, scegliendo una delle seguenti causali: il richiedente, un altro componente della famiglia anagrafica ha più di 75 anni e il reddito complessivo familiare non superiore ai 6.713 euro. Il richiedente ha pagato il canone sulla bolletta dell'energia elettrica e un altro componente della sua famiglia ha pagato anche con altre modalità, come ad esempio mediante addebito sulla pensione o tramite un'altra fattura relativa ad un'utenza elettrica intestata ad altro componente. Il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi oppure è esente per effetto di convenzioni internazionali, ad esempio diplomatici e militari stranieri, ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva. È possibile infine indicare anche una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell'apposito spazio del modello.
Focus scadenze fiscali. Lunedì prossimo bisogna versare il saldo IMU e Tasi. Generalmente la seconda rata di queste imposte cade il 16 dicembre, che però quest'anno è una domenica e per questo la scadenza slitta al lunedì successivo. Il 17 dicembre è anche il giorno di altri adempimenti, come il versamento degli F24 relativi ai tradizionali obblighi IRPEF e INPS, senza dimenticare il versamento dell'imposta per i contribuenti con liquidazione IVA mensile. Anche l'ultima settimana dell'anno prevede diversi adempimenti. Si comincia con giovedì 27 dicembre, il giorno dopo Santo Stefano. Toccherà infatti ai professionisti e alle imprese tenute al versamento dell'acconto IVA relativamente al periodo d'imposta 2017. L'ultima data da segnare sul calendario è quella di lunedì 31 dicembre, giorno del versamento delle imposte sui redditi a saldo 2017 dagli eredi dei soggetti deceduti dopo il 28 febbraio 2018. Ora spazio alla rassegna stampa e poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti. L'Europa sul filo, questo è il titolo di Avvenire. Doppio fronte dell'Unione Europea, il governo fa slittare di 6 mesi il divieto di sponsorizzazione all'azzardo, ma intanto si mette d'accordo con Juncker, prova a superare lo scontro, il deficit scenderà al 2,04%. Theresa May sopravvive al voto di sfiducia sulla Brexit, ma a Londra resta alta la tensione. Caccia al killer di Strasburgo, ansia per Antonio, il cronista italiano, 3 morti e 16 feriti, l'attentatore fuggito forse in Germania. Nella Roma 5 Stelle, rifiuti con le stellette, ipotesi dell'arrivo dell'esercito, la Tari penalizza le famiglie. Un esempio a Castelvolturno, aiuti alternative, lo sgombero dal volto umano, non le ruspe ma gli aiuti a coloro che vengono sgomberati. E siamo sul secolo XIX, passo indietro sul deficit, l'Italia rilancia il dialogo con l'Unione Europea, pensioni, quota 100 nel pubblico slitta a ottobre, ecotassa, FCA avverte pronti a cambiare i piani, Conte a Juncker non sforiremo il 2,04%. E così sarà demolito quel che resta del ponte Morandi, le fasi della demolizione in questi disegni, intanto il GIP chiede altri test e slitta il via ai lavori. 300 in piazza per dire sì al terzo valico, le infrastrutture necessarie in Liguria. E poi Entella stanca, punita da Gucci, sconfitte così fanno riflettere, dice l'allenatore della Virtus Entella. Omicidio di Sesti Levante, ordinò l'amante di uccidere il marito, il PM chiede 30 anni per la coppia killer. Olivieri fu colpito alla testa e strangolato nello scantinato, era giovedì 23 novembre 2017, Ginocchio e Barbosa incastrati da telefonate, video e tracce. La ricostruzione del pubblico ministero, lui esecutore materiale, lei istigatrice del delitto, udienza con rito abbreviato, domani tocca ai difensori dei 2 imputati. Cambiamo decisamente argomento, andiamo a Rapallo, gilet jaune sugli yacht spiaggiati, ristoratori sul piede di guerra. Cosa è cambiato? Niente, siamo qui e ci sono ancora le barche. Costanzo e i colleghi, stagione alle porte, senza spiagge né porto, e scrivono una lettera al Premier Conte. Adesso la linea a Genova per vedere gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Genova, coraggio, il titolo di apertura del Cittadino di questa settimana, che fa riferimento alla lettera pastorale che il cardinale Angelo Bagnasco ha scritto alla città e alla diocesi. Le ragioni della fiducia in questo difficile momento. Il testo integrale all'interno del giornale. Di spalla Nuovo Galliera, decisivi passi avanti. È stato firmato nei giorni scorsi il contratto per la realizzazione del progetto del nuovo ospedale. Taglio basso della prima pagina, sul cammino della Chiesa diocesana, ha illustrato la riunione dei vicari territoriali. Tra i diversi temi trattati, il sinodo, la visita ai consigli pastorali dell'arcivescovo e l'attenzione alla formazione liturgica. Infine, l'allegato al numero della settimana, un'edizione speciale sui presepi allestiti in diocesi, una guida per visitarli nel periodo natalizio. Tutte le altre notizie nelle pagine interne e sul sito www.ilcittadino.ge.it. Le novità dalla redazione con Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Si può far nascere uno Stradivari, un violino, da un semplice tronco portato dal mare sulla spiaggia? Ci proverà il maestro liutaio Giorgio Gigliotti di Parma, che questa mattina, vediamo proprio le immagini di Giovanni Castello, aiutato dagli amici del Parmense e da un amico chiavarese, armati di motoseghe hanno sezionato un grosso platano di almeno 150 anni che si trova nella spiaggia antistante l'albergo Zia Piera di Chiavari. Diversi i
amici curiosi che hanno assistito dalla passeggiata mare alle operazioni di taglio. Dal legno ricavato attraverso queste operazioni il liutaio proverà a realizzare un violino che prenderà il nome di Marinaio. Lo strumento musicale, secondo le intenzioni dell'autore, verrà donato alla città di Chiavari per essere esposto e, perché no, suonato nelle occasioni più importanti. E dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie Andrea, concludiamo ricordando che oggi si svolgerà una delle iniziative natalizie tradizionali per l'Istituto del Baliatico di Chiavari. Alle 15 i genitori e i bambini assistiti saranno ospiti dell'Istituto per Anziani Torriglia per uno scambio dei doni di Natale e alcuni momenti di intrattenimento. È prevista la presenza del Vescovo diocesano. È tutta per questa edizione del nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con TV Oggi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.